Segretario, ci allacciavamo a quanto stava dicendo appunto l'esponente del sindacato di polizia. Che cosa doveva aggiungere? No, io volevo aggiungere questo, che c'è un problema di ritardo per quanto riguarda l'assegnazione dei beni. Ed è chiaro che questo ritardo Cioè è stato si accorciato, come diceva, ripercuote per la normativa. negativamente sul bene stesso, perché avrà un deterioramento, eccetera, ma si ripercuote in modo particolare sui lavoratori. Quando io ho incominciato a Perché stiamo girare... parlando, perché aspetti, precisiamo, perché non tutti ne sono a conoscenza, non di cose, il parco, la villa, cioè, ma stiamo parlando di aziende. Stiamo parlando di beni aziende, stiamo parlando produttive. di quella realtà dove Tessuto mi ha produttivo, fatto insomma. sudare la schiena quando, andando giù per la Campania a verificare il male che hanno fatto le nostre aziende, perché in Campania, nella terra dei fuochi, sono arrivati i prodotti inquinanti, è vero, del nostro Porto Marghera o della nostra Val di Chiampo e compagnia, cioè lì ci sono i prodotti, diciamo così, nocivi disseminati, è vero, in quel territorio. Ma la cosa che mi ha fatto sudare, come dicevo prima, è il concetto: con la mafia almeno si lavorava, con lo Stato no. E questo è un concetto molto diffuso, che ti spiega perché magari si lavora a 2 euro, 3 euro all'ora nei beni, nelle aziende dei mafiosi, è vero, dove c'è il massimo di sfruttamento, ma la gente ti dice almeno lì qualcosa prendiamo. Con lo Stato, una volta che ti ha sequestrato il bene, che non viene assegnato, è vero, loro rimangono giustamente senza lavoro, questo è il problema. Per cui noi crediamo, per esempio, che ci sia l'esigenza di accelerare questi tempi per l'assegnazione dei beni, in modo particolare di quei beni che sono produttivi, perché non è che li chiediamo noi come sindacato e non li possiamo chiedere neanche come aziende del volontariato, questo è fin troppo evidente, però noi sappiamo che ci sono cooperative di lavoratori, cooperative di produttori che chiedono di poter avere l'assegnazione di quei beni, cosa che non avviene. E parliamo di investimenti. Benissimo, noi continuiamo a denunciare che della Commissione nazionale per i beni confiscati sono stati confiscati anche 3 miliardi di euro che sono fermi nelle casse e che non vengono investiti. Perché di sequestro, di confisca, trattasi di terreni agricoli, trattasi di fabbriche, di laboratori, ma anche di soldi, di moneta. E ci sono 3 miliardi lì fermi e noi come SPI, come CGIL diciamo che devono essere sbloccati quei fondi lì, che devono essere inseriti prevalentemente per il riavvio dell'attività produttiva delle aziende, cioè c'è un disegno complesso, è vero, attorno al quale noi denunciamo che non si marcia. Una specie di ignavia. Tanto è vero che le dicevo all'inizio di questa legge, Io riattivo il lavoro, che noi abbiamo presentato. Che è strettamente connessa con questo discorso. È evidente che è strettamente connessa con questo tipo di discorso qua. Ma lei si pensi che noi, per esempio, nel Veneto abbiamo raccolto circa 10.000 firme, delle 130.000 che la CGIL poi dopo ha presentato a livello nazionale, no? Ma siamo in queste condizioni, 2 anni. Sono trascorsi 2 anni nei quali nell'ambito del Parlamento, è vero, si è continuato a dire sì, domani, poi vediamo, eccetera. Il 27 di febbraio prossimo, questa è la notizia, la Commissione, è vero, della Camera dovrebbe licenziare questo disegno di legge. Sa perché il 27? Perché il governo... A pensare bene viene da pensare male. Il governo non ha ancora presentato i propri emendamenti al disegno di legge giacenti in Parlamento da 2 anni. Ora, questi sono i ritardi nel nostro Paese e noi abbiamo invece decine, migliaia di lavoratori che sono a casa. Assolutamente. Perché il provvedimento Fornero è intervenuta anche su questo e ha escluso l'uso della cassa integrazione, l'uso degli ammortizzatori sociali nei confronti dei lavoratori che sono stati messi sulla strada perché il bene è stato sequestrato in attesa di confisca.
E io qua chiedo a voi come sindacato, perché tante volte ci è stato scritto da vari telespettatori, eccetera, ma perché per esempio su questa cosa qua non avete fatto non fate la voce grossa per farlo sapere a tutti in modo che si provveda? Perché queste schiere di lavoratori, che fossero anche due, ma non sono purtroppo due, hanno dei diritti, però sono silenti perché non hanno nessuno, non si sentono Guarda, fare la voce rappresentati. grossa, io intanto dico questo perché alcuni miei colleghi non sono d'accordo perché dicono, sai, in democrazia c'è anche la possibilità del disegno di legge di iniziativa popolare. Vabbè, è Però ora di di fronte al farla. fenomeno che abbiamo nel nostro paese e che anche qui abbiamo sommariamente descritto, che un sindacato, assieme alle associazioni di Libera e dell'Arci, si sia preso la briga di raccogliere le firme per presentare un disegno di legge, lasciamelo dire, questo significa avere a che fare con un Parlamento che attorno a determinate questioni non opera, non ha quella sensibilità che invece il Paese richiede. Dopodiché è chiaro che per noi del sindacato il fatto di avere dei lavoratori messi sulla strada, dei lavoratori che magari dicono ma noi potremmo costituire una cooperativa, associarci per continuare a mandare avanti l'attività, perché poi magari sono anche delle attività, come dire, che rendono, delle No, attività ma infatti è indiscutibile questo aspetto, però opportune, di fatto non con la vengono sola attuate. differenza che sono gestite dal mafioso. Chiaro, Questo è un no. po' il punto. Io vorrei sentire cosa ne pensa di tutto questo che sta venendo fuori, che poi voi come anche giovani, che età hai? Io ho 20 anni, Giovanissimi. quindi... Scoprite o venite a No, conoscenza? in Italia ci sono diversi luoghi confiscati che stanno dando vita a progetti interessanti. Appunto, nell'esperienza che ho fatto a Caserta, c'è stato un luogo che è stato sequestrato alla mafia, oggi utilizzato come scuola per bambini disabili. Quindi al di là di quelle che sono poi la parte industriale, la parte legata al lavoro, ci sono anche tanti luoghi che poi possono diventare utili alla comunità, ma anche è un po' l'intento che stiamo cercando di avere anche qui nel Veneto. Villa Maniero a Campolongo non viene utilizzata solo per il campo, non è esclusiva nei confronti della cittadinanza, anzi si cerca di aprirla, di farla diventare un luogo dove si sviluppa una nuova socialità, dove è utile al cittadino. Ai giovani servono questi luoghi. Ecco, ma io ti chiedo proprio perché tutte sono cose utilissime, secondo me è indubbio questo, ma in voi giovani, proprio giovanissimi, appena usciti dalle scuole, che state ancora frequentando l'università, c'è sdegno, sconcerto, oppure è un dato di fatto normale o non c'è preoccupazione? Ci sono generazioni, penso di quali anche magari coinvolte il nostro segretario di sindacato di polizia, intermedie, quelle intermedie dove c'è lo sdegno e lo sconcerto, perché vengono ancora da una cosa dove non ci riescono a raccapacitarsi, no, di un sistema. Ci sono i cosiddetti persone più anziane che invece la prendono in modo diverso, ma i più giovani come apprendono questi fenomeni, questi racconti di dura realtà, questo che apprendete, che constatate, che tipo di reazione c'è? E siccome tu ti confronti nord e sud, c'è un modo diverso di recepire la illegalità oppure no? Cioè come viene appresa? Cioè, i fatti di provvedimenti di legge che non passano, le reticenze, lo sfuggire, l'accogliere certi, vabbè, sappiamo. Allora, i giovani vivono in una situazione di totale sconforto, perché entri in una scuola dove ti dicono che devi studiare determinate materie, che se vai a fare l'università umanistica, eccetera, non troverai lavoro, e vivono in un contesto dove spesso passa i politici sono tutti ladri e tutte quelle frasi che fanno male e che non... Quindi siete bersagliati da messaggi esatto. non costruttivi. Dopodiché le reazioni che vengono date sono forti e si notano. Prendo ad esempio la manifestazione del 21 marzo, che è quella organizzata da Libera e da altre associazioni contro appunto la lotta a tutte le mafie per la legalità, dove ogni anno vediamo migliaia e migliaia di giovani da tutto il paese prendere e andare. Quest'anno sarà a Bologna. Quindi c'è la voglia di... C'è una forte voglia di mettersi in gioco anche e di cambiare determinate dinamiche. Certo è che bisogna attuare e rendere concreta questa cosa, bisogna che un politico nel momento in cui appunto viene processato e viene giudicato colpevole riguardo a queste azioni venga tolto
dal proprio incarico, venga tolto da figura di riferimento politica per quanto riguarda il paese. Bisogna anche che appunto allo stesso modo ogni cittadino, cioè nel momento in cui la legalità viene meno, bisogna agire, e questo forse manca. Chiedete anche un'azione Concreta, sostanzialmente. Che cosa ne dice? Ma non c'è dubbio, per rimanere in continuità con quello che dicevo prima, pochi giorni fa è uscito un articolo di giornale sui 3 giornali locali, Mattino, Nuova Venezia e Tribuna, in cui l'editorialista definiva le forze di polizia come avviliti. E devo dire che l'aggettivo è assolutamente indovinato. Infatti era quello che mi facevo prima, sconfortati. Esatto. Ma non sconfitti, ma non... ecco. Sì, indubbiamente, perché noi siamo... voi stessi così, mi prendo, diciamo, la possibilità di aggiungere qualcosa che riguarda la categoria in un contesto anche più ampio, e che quindi come forza di polizia siamo chiamati ad operare, sì, certo, nei confronti della criminalità organizzata, mafiosa o meno, e del terrorismo, ma anche della quotidianità dei reati comuni. Il cittadino, ripeto, torno a ripetere, il cittadino avverte l'insicurezza che vive, la vive fondamentalmente su quelle, e quindi sia nei confronti delle azioni di contrasto della criminalità comune che quella organizzata, non possiamo che denunciare, in continuità però con quello che avviene ormai da 6-7 anni, un progressivo e pesante taglio o riduzione degli investimenti, quando invece ci sarebbe bisogno, se non di un aumento degli investimenti, certamente noi cominciamo a essere delusi, perché se è vero, speriamo sia vero, che l'Italia comincia a vedere l'uscita dalla crisi con qualche segnale di ripresa economica, noi siamo delusi dal fatto che la crisi economica, finché c'era, poteva essere la grande occasione per mettere mano al carrozzone della sicurezza in Italia. Mentre invece, se per fortuna la sfanghiamo e riprende un pochino l'economia, anche una riorganizzazione di questo pachiderma che è il sistema sicurezza in Italia probabilmente verrà abbandonato, anche perché si tratta di andare a mettere mano su temi molto rilevanti, dove ci sono anche grandi interessi economici di molte aziende e di molti settori anche industriali. Mentre invece si continua, per dire, è notizia di pochi giorni fa, che il vice capo della polizia, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in un incontro con tutti i sindacati, ha per il momento congelato, c'è stato anche grande risalto nella stampa locale, ha veramente congelato una riorganizzazione degli uffici di polizia, che, se permette, questo è un tema che ci tocca grandemente, anche come lavoratori, non soltanto come soggetti che devono poi garantire la sicurezza del cittadino, ma anche come lavoratori, che quando si parla di chiudere decine di uffici soltanto nel Veneto, 270 in tutta Italia, è chiaro che si innesta anche tutta una serie di dinamiche di dove lavoro, dove andrò a lavorare, eccetera, eccetera, cosa farò, eccetera. Ma questo per risparmiare sostanzialmente? Questo per risparmiare. Ora, in realtà, per fortuna al momento la situazione sembra congelata, soltanto rimandata, perché si vuol parlare in un piano più ampio, cioè di riorganizzazione dell'intero sistema della sicurezza. E allora qui sicuramente la politica dimostra un ulteriore ritardo, come dicevamo prima. Quindi invece che esserci diversi, non so, polizia, carabinieri, unificare in un unico sistema. Ma guardi, come SIP CGIL nel 2014 abbiamo fatto il nostro terzo congresso, e lo slogan era unificazione delle forze di polizia, intendendo polizia e carabinieri. Capisco che può sembrare utopico, che può essere uno slogan buono per un congresso, vabbè, e sono anche disposto a concederlo questo. Però forse ci sarebbe un risparmio. Ma partendo dall'oggi, dalla sovrapposizione, dalla parcellizzazione degli uffici, a una unificazione delle 2 forze di polizia a competenza generale, perché poi la Guardia di Finanza si occupa di reati finanziari, penitenziaria è intuitivo, Corpo Forestale altrettanto, ecco, quello può essere un traguardo, un obiettivo, un traguardo che magari non raggiungi mai, però certamente una riorganizzazione è assolutamente necessaria. È dal 2008 che giace in Parlamento il risultato di un lavoro, di un'indagine conoscitiva. Leggendola a distanza di anni c'è da chiedersi come mai nemmeno un quarto di quello che veniva proposto nel 2008 è stato attuato, ecco, in termini di razionalizzazione. Certo, ma mi viene da pensare, cioè, lo chiedo da non addetta ai lavori ovviamente, certo che così come quando si fanno le unificazioni certi posti ad alto livello diventerebbero superflui, ci troviamo a doppia dirigenza,
Però le dirigenze sono anche molto costose, per cui si vanno a toccare, tra virgolette, poteri più forti. E si accompagnano anche a tutta una serie, al di là degli stipendi che sono Certo, intuitivi, ad altri anche una serie di altri benefit di cui e comunque a esercizio di potere inteso come di posizione. comunque Assolutamente sì. Pensi che nei 273-276 uffici che si volevano chiudere, che per il momento sono stati congelati ma non cassati, solo 5 erano di livello dirigenziale, proprio per il discorso che diceva lei, cioè si taglia l'ufficio a contatto con il pubblico, si taglia il commissariato di periferia, mai quello del centro cittadino, si riducono il personale dei commissariati più decentrati, ma non si riducono i luoghi dove diciamo, si esercita un potere più o meno grande, ma certamente la piramide non viene intaccata da questo progetto. E qui, alla luce di quello che lei sta dicendo, c'è da emergere un'altra cosa, chiedo anche a lei, che si tendono in Italia un po' sempre a cercare di tutelare le posizioni, i diritti acquisiti. Torniamo già nella situazione di cui abbiamo parlato. Quindi parlavo oggi proprio con esponenti dell'ANCI e dei sindaci di questi benedetti diritti acquisiti, posizioni acquisite, intoccabili, perché c'è l'interesse di Tizio, che l'interesse di Caio, ci sono sempre delle posizioni di vantaggio che sono preminenti rispetto ad altre, sembra di non venirne fuori, perché alla fine quando vai a toccare quello ti scontri contro un muro. È mai possibile? Ed è questo un messaggio di non valore che viene trasmesso ai giovani. Perché se i giovani lo vedono, lo apprendono e poi lo fanno proprio, c'è anche nel mondo del lavoro dove non funziona certo la premialità o la competenza rispetto ad altre situazioni, o no? Io ho 60 anni e mi ricordo un po' di storia rispetto ai diritti. Mi ricordo gli anni 70, insomma, quando ho cominciato a lavorare, anche prima per dire il vero, ma nella grande industria di Marghera. Il tema di quel periodo era appunto la conquista dei diritti. Allargare i diritti in fabbrica, allargare i diritti civili nella società, allargare e conquistare. Poi abbiamo passato un brutto periodo, è stato il periodo del terrorismo, diciamo così, e abbiamo dovuto fare, quindi la mia esperienza è data tra una grande battaglia storica di conquista dei diritti e poi quel periodo brutto, diciamo così, del terrorismo. Oggi cosa ci troviamo di fronte? Oggi ci troviamo di fronte a difendere i diritti, ma attenzione, non è i diritti che si intendono quelli corporativi, quelli di posizione, ma quei diritti fondamentali che fanno di un paese, si misura la civiltà di un paese. E l'altra battaglia oggi che ci troviamo è quella della povertà. Ora, non so se è meglio prima o se è meglio dopo, però quello che mi rendo conto è che si fa grande confusione sulla questione che riguarda i diritti, cioè si tende a mandare il messaggio che diritto è uguale a un privilegio. Io credo non sia così. Si dovrebbe scorporare da ciò che sono i diritti di interesse collettivi, anche individuali, che non sono certo di casta e tantomeno corporativi. Ora io credo che il sindacato in generale manifesti questo tipo di diritti che non sono appunto quelli né di casta né corporativi. Certo, poi la situazione economica, la situazione storica che stiamo ha una necessità, più che altro per l'adeguamento dei tempi storici, cioè diciamo di adeguare alcune forme e sui diritti. Però è vero anche che quando sono state toccate certe posizioni, il sindacato, ovvio non lei, però il sindacato non voi pensate, è intervenuto a tutelare queste posizioni pur essendo difficili da tutelare, e questo a discapito invece di chi operava correttamente, per cui l'eccesso ha portato a delle posizioni un po' ambigue, o no? C'è questa consapevolezza che nel tempo si è verificato questo. Oddio, se prendiamo delle categorie economiche e sociali e sono diverse fra di loro, può essere che ci siano degli atteggiamenti anche corporativi. Ad esempio, se prendo una categoria dei lavoratori... Io glielo dico solo perché stiamo parlando di legalità, di messaggio tipo i meccanici, o invece magari prendo una categoria tipo i bancari, una certa differenza c'è. Ecco. Anche di comportamento nelle battaglie poi anche sindacarie. Ma ci sono differenze anche oggettive che vanno dette e spiegate, insomma, quindi prego. Mi pare che sia questo. No, io voglio solo dire questo, si fa un gran parlare di diritti, di corporazioni, non è questa la vita del sindacato. No, ma non lo guardava assolutamente. Però sa che è un luogo comune. Sono uno che prima di andare in pensione mi sono trovato a dirigere alcune federazioni di categoria abbastanza particolari, tipo quella dei trasporti
e non le dico dai porti all'aeroporto, la situazione di Venezia, eccetera. Il giudizio che io ne ho tratto è questo. I lavoratori sono disposti di mettersi in discussione a una condizione, che sia chiaro di quello che è il progetto. Oggi c'è una forma di resistenza per un motivo di fondo, che c'è una messa in discussione dei diritti senza che ci sia un progetto. Io dico un progetto che oggi, mantenuto, attenzione, mantenuto un progetto nel tempo, mantenuto, però il problema vero è questo qui. Si pone l'accento più sui diritti, c'è poi dopo tutta una descrizione da questo punto di vista e non si parla di quello che è il progetto. Ora, noi i diritti li abbiamo messi in discussione, ci sono messi in discussione, perché nella misura in cui ci sono questi livelli di disoccupazione, questi livelli di persone in cassa integrazione, di persone che non sanno qual è il loro futuro, hanno un diritto di fondo messo in discussione, che è quello del lavoro. Il punto però deve essere chiaro che il sindacato, in modo particolare il sindacato confederale inteso CGIL e CISL-UIL, sono pronti anche a discutere sulle posizioni e sui diritti, a una condizione di fondo, sul progetto, il tipo di sviluppo, dove va il Paese. Oggi in Italia il nostro problema è questo, che non sappiamo dove va il Paese. E intanto si mettono in discussione, capisci, i diritti, per cui oggi con il Job Act, per esempio, nelle fabbriche, nei luoghi di lavoro, noi avremo i lavoratori di serie A e i lavoratori di serie B, perché anche il fatto di dire ai lavoratori storici li viene preservato, mentre nei confronti dei nuovi assunti, nei confronti di Tommy quando andrà a lavorare, superati i suoi 20 anni e gli studi, lui avrà altri trattamenti. Questa questione noi la respingiamo. Noi non siamo oppure un lavoratore che cambia azienda. Per cui non è vero che c'è rigidità, oppure ci sono forme di rigidità perché non è chiaro dove si va a finire. E se non è chiaro dove va a finire io intanto tento di difendermi, questo è il punto. Però io vedo che poi dopo, alla fin fine, proprio esercitando la nostra funzione di sindacato confederale, io vedo che poi dopo è anche possibile raggiungere un'intesa, ma allora bisogna essere in due, perché se hai una linea che tenta a castigare, che tenta a punire quelli che sono i diritti che abbiamo conseguito, è vero, questa non ti porta da nessuna parte. Assolutamente. Allora, pubblicità, pochi secondi, poi torniamo insieme, siamo vicini anche al momento del filmato.